Ho visto gente diabetica, anziana, stare lì senza poter andare in bagno, senza mangiare anche da 24 ore, senza ricevere le cure, perché comunque quando vai in ospedale fai anche una terapia tua a casa magari, quindi erano lì senza le loro medicine che si prendevano a casa, senza essere presi in carico anche dopo 24 ore. Fabiana La Terza è una semplice cittadina, racconta di aver passato 12 ore al pronto soccorso del Santissima Annunziata per accompagnare sua suocera, paziente oncologica e diabetica. Un codice arancione, una situazione piuttosto grave, ha denunciato la donna inviata al pronto soccorso di Taranto dopo essere stata visitata al centro di primo soccorso all'ospedale del Moscati, dove è stata per 7 ore. Non fanno nemmeno differenza di codici se qualcuno è oncologica, non è oncologica, con le difese immunitarie a zero, loro se ne strafottono. Quindi siamo stati la mattina prima qua 7 ore e poi il giorno dopo, per poi essere ricoverata dopo 2 giorni, e 2 giorni è stata nel pronto soccorso senza mangiare, bere e lavarsi, una persona con le difese immunitarie praticamente a zero. Non è la prima volta che capita, i tempi d'attesa sono dettati dai codici rossi, spesso problematiche cardiache e traumi, ma soprattutto dalla carenza di medici, che secondo quanto dichiarato da Mario Balzanelli, presidente nazionale del SIS 118, da 75 medici previsti in pianta organica per far fronte ai percorsi di assistenza e di emergenza alla popolazione provinciale, sono solo 13 per tutta la provincia di Taranto. Allora, io ho visto che il presidente De Caro sta porgendo l'attenzione giustamente sulle liste d'attesa, ben venga, ma il lavoro più grosso sta da fare al pronto soccorso. Riaprite il Moscati di qua se non ce la fate, chiudete quello, aprite un altro, perché non è possibile così, non si può, così si muore. Una situazione da terzo mondo, scrivono spesso i parenti dei malati sui social network, nonostante i tanti sacrifici e la dedizione degli operatori sanitari. Eppure Taranto è la terza città del sud Italia dopo Napoli e Bari, con circa 200.000 abitanti, che ha un solo pronto soccorso.